Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Li chiamano i piccoli ambasciatori di pace e 2 settimane fa sono arrivati anche a Badia Polesine, aggregandosi al gruppo dei bambini che alle elementari Pertini del capoluogo stanno svolgendo l'attività di animazione estiva, organizzata dall'Associazione Genitori e dalla cooperativa Tam Tam. Si tratta di bambini e bambine che arrivano dal Saharawi, un territorio che si trova nel Sahara occidentale e non ottiene la sua indipendenza perché il Marocco gliela nega, spalleggiato soprattutto dalla Francia. Fuori dai campi profughi dove sono nati e cresciuti, i bambini hanno fatto tappa a Badia Polesine, dove dal mattino al tardo pomeriggio giocano e ballano con tutti gli altri bambini. L'arrivo di questi bambini è dovuto al Centro di Documentazione Polesano, che dal 2005 promuove questo viaggio, aderendo al progetto di accoglienza organizzato dall'associazione Jaima Saharawi di Reggio Emilia. Stavolta la novità è rappresentata dalla collaborazione con l'associazione Genitori e caratterizzata dall'inserimento nell'animazione estiva. Il gruppo è stato ricevuto sia in provincia che in municipio a Badia Polesine e alloggia nella badiese Casa della Divina Provvidenza di Renato Galleno. Su queste 2 settimane di permanenza a Badia Polesine abbiamo sentito 2 animatrici che hanno seguito i bambini. I bambini si divertono facilmente con tutto e anche loro sembra che si siano trovati bene, hanno anche imparato qualche parola in italiano e si divertono a giocare con altri bambini, e anche se fanno fatica con la lingua però si integrano bene. Sono qui da poco tempo, appena 2 giorni, come animatrice di questi bambini e comunque penso che l'atmosfera è distesa e si divertono, io mi diverto, insomma sono bravi. E la presidente della cooperativa Tam Tam, Susi Lissandrin. E queste 2 settimane sono andate molto bene, è stata una novità anche per noi. Abbiamo conosciuto un popolo, il Saharawi, anche per i nostri bambini è stata una cosa importante perché anche loro hanno conosciuto questi bambini e la storia di questo popolo, che poi si ricollega anche al tema della nostra animazione, che è la Chiappasogno di Asciare, che parla appunto di un popolo che combatteva per la sua libertà, per il suo territorio. Ali parla solo spagnolo. Allora qualche battuta con lui, del tipo, el pueblo de Badia, ¿cómo te parece? Muy bien. Muy bien. ¿El niños de Badia a la animación? Muy bien también. Buenos niños y jugamos muy bien. Son buenos niños.